Conquistato matematicamente il campionato la settimana scorsa con la vittoria per 2-1 sul campo del Sant'Alessio, il Santa Venerina festeggia davanti al proprio pubblico del Vincenzo Grasso il traguardo della prima storica promozione in eccellenza. Una giornata di festa che si apre con il passiglio di onore degli avversari odierni, l'Atletico Messina, che rende omaggio ai padroni di casa e della ricerca di punti salvezza. Mister Calvaruso si affida al suo 11 consolidato per la sfida. Tra i pali torna Maniscalco, in difesa si rivede Zanella a sinistra che con Gulli, Spambinate e Lopez compone il reparto. In mediana titolarità per Basile e Daniele Scapellato al fianco di Fabrizio Scapellato. Davanti il tridente Sinata, Carbonaro De Leonardis. Partenza sparata dei padroni di casa, Fabrizio Scapellato in verticale per Carbonaro. Anticipato da Vancheri, Carbonaro gli porta via la sfera, poi accelera l'entra in aria, Carbonaro con la punta, lo ferma Previti in uscita. Ucè avanza palla al piede, lo mura Fabrizio Scapellato che apre le porte del contropiede di Carbonaro, ancora Fabrizio Scapellato, scatta a destra, uno sguardo in mezzo, dentro per Carbonaro, spreca una ghiotta chance. Spampinato, serve nel cerchio di centrocampo Fabrizio Scapellato, uno sguardo a sinistra dove c'è Zanella, può spingere Zanella, si rifugia tra i piedi di Sinatra, Sinatra rientra verso il centro, il cross sul secondo palo per lo stacco di Carbonaro, un'altra chance ancora fuori. Corner per il Santa Venerina, lo batte corto Daniele Scapellato per Sinatra, all'indietro per Fabrizio Scapellato, alto di un soffio. Angolo stavolta per l'Atletico Messina, lo batte Guglielmo, lungo sul secondo palo nella zona di Garufi che stacca tutto solo, lo ferma in due tempi Maniscalco. Ucè va in verticale, lungo copre tutto Gulli, poi recupera Barbosa e di prima per Di Natale. Di Natale avanza, l'assist per Guglielmo, Guglielmo il sinistro, fuori di poco. 38esimo, Fabrizio Scapellato trova sulla tre quarti Sinatra, salta un avversario, poi si gira e apre bene verso Basile. Basile torna da Fabrizio Scapellato, di prima intenzione cambia gioco per Zanella. Zanella la mette giù, va all'1 contro 1. Zanella il cross nella zona di Lopez che di testa batte Previti, torna a segnare Francesco Lopez, quinto gol in campionato per lui, torna a colpire l'asse terzino Zanella per Lopez. Accusano il colpo gli ospiti, Farina pressato da Fabrizio Scapellato, poi Sinatra immediatamente per Carbonaro. Carbonaro si presenta in aria, una finta, il destro non trova la porta. Finale del primo tempo, lancio di Basile verso De Leonardis, alla fine la palla finisce a Carbonaro. Carbonaro entra in aria, all'indietro per Fabrizio Scapellato, Scapellato a giro, il palo lo ferma. Atletico subito minaccioso d'inizio ripresa, Gulli di testa, alimenta l'azione Garufi, che va da Di Natale, controlla a seguire Di Natale punta Lopez, poi calcia in porta, respinge Maniscalco che poi blocca la sfera. Prima avanzata anche dei padroni di casa, Sinatra, braccato da due giocatori, scarico su Fabrizio Scapellato, dentro per De Leonardis, di tacco per Sinatra, salta Previti, va a contatto col portiere, non c'è nulla per l'arbitro che lascia proseguire. Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato, in verticale per Carbonaro che prende velocità. Carbonaro sguarda i compagni, la mette al centro per Fabrizio Scapellato che sbaglia da pochi passi la conclusione. Prime sostituzioni per Mister Calvaruso ed è un triplo cambio. Fuori Basile e Daniele Scapellato, dentro Biondi e Pisasale. E fuori anche De Leonardis, al suo posto dentro Mongelli. Rimessa laterale di Lopez per Mongelli, scambio con Carbonaro. Si gira il 7 subito per Pisasale. Pisasale per Fabrizio Scapellato, di prima grande palla verso Sinatra. Sinatra al volo, salvo Sinatra. 20 gol in campionato per lui, 2-0. Si aprono gli spazi per il contropiede del Santa Venerina, attacca Carbonaro centralmente, assist per Fabrizio Scapellato, se la sposta sul destro, ci prova di nuovo a giro, stavolta si oppone Previti. Poi Mongelli raccoglie la sfera, il traversone a cercare Carbonaro, anticipato. Recupera Pisasale, ricomincia da Fabrizio Scapellato ci prova dalla distanza, un altro palo, sfortunatissimo. Un altro cambio per i padroni di casa, fuori Lopez, dentro Angelo Trovato. Minuto 68, rinvio lungo di Maniscalco sulla destra, dove c'è Carbonaro. Carbonaro prende velocità, si porta avanti la sfera col petto, entra in aria, poi la sterzata. Vede Sinatra, lo serve, Sinatra, subito per Fabrizio Scapellato di prima intenzione, a furia di tentare, alla fine ci riesce, Fabrizio Scapellato, 10° gol in campionato per lui. Ultimo cambio per Mister Calvaruso, fuori Fabrizio Scapellato, dentro Vittorio. È un monologo del Santa Venerina, Sinatra riceve sulla tre quarti, poi danza sulla sfera, in buca per Carbonaro col destro, fermato da Calabrese. Alimenta l'azione Sinatra, spalle alla porta, il problema di girarsi. Arriva anche il raddoppio, spezza il raddoppio, salta anche il terzo avversario, grande giocata di Sinatra, l'assist per Biondi, fermato, ancora Biondi la conclusione.
La firma di Danny Biondi, la sua prima stagionale, 4-0. Biondi va in verticale a cercare Sinatra, intercetta Vancheri, che poi libera sull'out mancino. Mongelli recupera la sfera e prolunga per Carbonaro. Carbonaro si invola, entra in aria. Carbonaro, il diagonale! Mancava la firma del capocannoniere del torneo, Nino Carbonaro. 23esimo gol in campionato, 5-0. Ospita la ricerca almeno del gol della bandiera. Punizione di Vancheri al centro per il colpo di testa di Tiano, che centra il legno. Minuti finali del match, Sinatra, un'esitazione, poi apre per Mongelli. 1-2, Sinatra di nuovo morbido per Mongelli. Mongelli avanza davanti a Calabrese, calcia in porta, respinge l'estremo difensore. Non c'era miglior modo di festeggiare un campionato trionfale per il Santa Venerina. Una vittoria netta a coronamento di una giornata indimenticabile che ha celebrato il raggiungimento dell'eccellenza, il massimo campionato regionale per la prima volta nella storia del club. La stagione della squadra di Calvaruso però non è finita qui, perché se è vero che il torneo si chiuderà in trasferta domenica prossima in casa del Mister Bianco, i rossoceroblu avranno già un impegno importante mercoledì, in cui faranno visita al Partinico nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Sarà una sfida molto intensa, ricca di emozione da giocare con la massima concentrazione.